pomeriggio telespettatori di Tele4, parte una nuova settimana con Trieste in diretta. Nella seconda parte è tornata a trovarci la maestra Aglaia Merker-Bertoli, con la quale parleremo dei concerti di quel coro dell'Associazione Culturale Caleidoscopio Musicale. Tutt'altro argomento invece nella prima parte. Siamo in compagnia alla mia destra della dottoressa Federica Benvenuti, ricercatrice dell'AIRC, ma anche responsabile, ti pareva, me lo sono segnato però me lo sono anche dimenticato, direttrice del laboratorio di immunologia cellulare all'ICGB. Grazie per essere venuta nei nostri studi. E poi siamo anche in compagnia della dottoressa Lisa Tosolini, che è consigliere del comitato regionale dell'AIRC, appunto del Friuli Venezia Giulia, perché questa domenica, in occasione della festa della mamma, come succede già da parecchio tempo a questa parte, c'è la possibilità di acquistare la zalea e facendo in modo poi che il ricavato vada appunto all'associazione. Sono 3.900 piazze in tutta Italia, no dottoressa? Sì, e 69 saranno presenti in Friuli Venezia Giulia. Ci saranno dei punti di distribuzione che, grazie a tutti i volontari ovviamente che la Fondazione AIRC ha in Italia, ma anche qua in Friuli Venezia Giulia, faranno la distribuzione di 11.350 azalee. Questo a livello regionale. Esatto. E naturalmente noi cogliamo l'occasione per la festa della mamma, no? Che è sempre il 10 maggio, sì. E sarà una bella iniziativa poter regalare una zalea e poter così donare alla fondazione che ovviamente utilizza questi fondi per la ricerca. Da quanto tempo esiste non tanto la fondazione dall'81, se non mi sbaglio? Sì, allora il comitato del Friuli Venezia Giulia è del 1981. Oggi la nostra presidente, la dottoressa Cattaruzza, si occupa ovviamente di portare avanti queste iniziative. Noi abbiamo un sacco di eventi che facciamo all'interno ovviamente di un calendario annuale che ci permettono di raccogliere quasi 450.000 euro all'anno di donazioni che naturalmente poi ci ritornano in qualche modo, okay, perché la fondazione investe nella ricerca del Friuli Venezia Giulia, ha investito nel 2025 2,5 milioni di euro. Sì, quindi, insomma, e quindi questo è fondamentale sostenerla. Intanto poi l'altra grande manifestazione, diciamo così, evidente è quella delle arance, no? Se non mi sbaglio, verso novembre. Abbiamo le arance, abbiamo anche i cioccolatini e poi naturalmente ci sono tutti gli eventi che vengono realizzati grazie anche a noi consiglieri, che ovviamente cerchiamo di portare avanti delle iniziative benefiche. Io faccio l'imprenditrice, ma naturalmente chi fa l'imprenditore ha comunque anche un dovere morale nei confronti ovviamente degli altri, che è quello di fare la beneficenza e di portare avanti la ricerca, che è più che mai oggi fondamentale, credo. Allora, dottoressa Benvenuti, stavolta abbiamo la possibilità, e imposteremo in tal senso la nostra chiacchierata, di capire anche proprio dal punto di vista di un ricercatore, di una ricercatrice, che cos'è il lavoro dell'associazione, no? Perché magari anche mi tocca usare un termine che a me non piace, anche nella narrazione noi in genere ci fermiamo al momento della raccolta, insomma sottolineiamo anche iniziative eccetera, poi daremo anche altri numeri perché abbiamo proprio anche una tabella nello specifico. Però per un ricercatore, per una ricercatrice, per chi fa appunto ricerca, che cosa significa l'AIRC e che cosa significano anche appuntamenti come questo? Bene, allora intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui e ringrazio Lisa, ringrazio tutto il comitato, perché davvero il lavoro che viene svolto, capillare, efficace, permette di raccogliere questi finanziamenti che poi noi riceviamo in quanto ideatori di progetti di ricerca, di cui adesso vi dirò magari qualche dettaglio in più, ma ci tengo a sottolineare innanzitutto che
Fondazione AIRC opera una gestione molto trasparente e meritocratica dei finanziamenti raccolti, per cui il processo poi di assegnazione dei fondi ai laboratori di ricerca è un progetto veramente molto serio. È un processo, scusate, veramente molto serio. Fondazione AIRC utilizza quasi tutto quello che raccoglie per donarlo direttamente ai laboratori, quindi con una ottima gestione dei finanziamenti. È un sistema che tutta Europa ci invidia, è una delle fondazioni che ha le migliori modalità di gestione, diciamo, dei fondi raccolti. Quindi innanzitutto questo è importante secondo me, perché nel momento in cui il piccolo gesto della zalea o l'arance ci si domanda chissà dove vanno a finire, ecco, davvero penso che può testimoniarlo e confermarlo anche Lisa qui con me, i fondi vengono gestiti in maniera molto seria, trasparente e onesta. Spostiamoci dalla parte della prospettiva del ricercatore. Io mi occupo da anni di studiare la relazione tra il sistema immunitario e i tumori. Questo è un po' un aspetto relativamente più recente, è una linea di ricerca relativamente recente, perché si è capito che il cancro non è solo una malattia di una cellula impazzita, ma condiziona tutto il microambiente circostante, tra cui le cellule del sistema immunitario, e le cellule del sistema immunitario hanno un potenziale molto interessante dal punto di vista terapeutico, quindi riprogrammarle, capire come rispondono ai tumori e intervenire con delle nuove, diciamo, formulazioni terapeutiche che mirano proprio a modulare il sistema immunitario, è un filone di ricerca interessante e noi in particolare ci siamo inseriti in questo. E abbiamo cominciato ormai, direi, più di una decina di anni fa a proporre dei progetti ad AIRC in base alle nostre, diciamo, competenze specifiche. Adesso non vado a entrare nel dettaglio dei tipi cellulari, ma abbiamo proposto dei progetti. Questi progetti sono stati vagliati da una platea di esperti internazionali e siamo arrivati, per fortuna, a raggiungere il punteggio necessario per accedere al finanziamento. Quindi poi noi riceviamo questi fondi e questi fondi ci permettono di sviluppare l'idea progettuale. E poi diciamo, che cosa vuol dire, come vengono utilizzati i fondi? Vengono utilizzati per supportare i salari dei giovani ricercatori che lavorano in laboratorio e tutti i reagenti per la ricerca, che sono reagenti molto costosi. E siamo sottoposti a dei continui momenti di controllo, diciamo, di verifica sullo stadio di avanzamento del progetto, e fino poi a una valutazione finale che, a seconda di come è andata, ci poi permette di richiedere un rinnovo. E questo è un altro aspetto importante che terrei a sottolineare: la ricerca è un processo molto lungo, richiede molti anni, e quindi la continuità del finanziamento è essenziale. Allora, le tocca subito, chiedo scusa, avevo in mente una domanda per lei, ma è importante. No, ma mi ha deviato, è una domanda che in genere faccio molto spesso, proprio quando si parla di ricerca, perché noi siamo abituati a lavorare con tempi molto stretti e molto rapidi, no? Cioè, quanto deve essere pronto questo servizio deve essere pronto per ieri. In genere certo. Questa è la nostra, invece una ricerca dura parecchio tempo, insomma, no? Però io mi chiedo sempre, non è che quando uno dice il nostro progetto di ricerca dura 3 anni, dura 4 anni, eccetera, non è che ogni giorno state là davanti, o è anche vero? Sì, nel senso, purtroppo quello che io intendevo dire è che il risultato tangibile che viene trasferito alla clinica richiede anni, ma le nostre giornate sono serrate, perché i piccoli passi che ci permettono di arrivare diciamo, a rendere la scoperta o l'osservazione robusta e veramente degna di essere poi trasportata nella clinica, questo richiede tempo, ma l'ogni giorno, sì, cioè noi siamo impegnati ogni giorno sul progetto di ricerca. Mi tolga anche questa curiosità, poi invece passiamo, avevo visto anche, commenteremo un pochettino anche il cartello, mi tolga una curiosità. Noi siamo, come dire, portati a pensare che il ricercatore giustamente ragiona analizzando i risultati della ricerca, ma deve esserci, credo, alla base della ricerca anche,
anche una sorta di non voglio dire di fantasia, ma un'intuizione, chiamiamola visione, che poi dopo si traduce appunto in un iter, perché deve scattare anche qualche cosa sì, che non ha un nome probabilmente. Sì, sì. E, allora, diciamo che siamo in un'epoca in cui si conosce già molto, cioè, Sì. 100 anni fa si potevano forse fare delle scoperte rivoluzionarie, ad oggi la quantità di dati a disposizione, di informazioni a disposizione è enorme, quindi noi comunque ci muoviamo dentro un contenitore ben definito e quindi l'ipotesi sperimentale, diciamo, prosegue lungo una traccia abbastanza definita, però molto spesso il risultato inatteso, magari opposto a quello che ci si aspettava, appare, salta fuori e lì sta l'occhio di chi lo legge non semplicemente come qualcosa che è andato storto e che quindi lo butto via e lo dimentico, ma porta a riflettere e a immaginarsi magari una strada nuova, un fenomeno nuovo a cui non si era mai pensato fino a quel momento. Allora, è questo, però arrivare a questo tipo di capacità di intuire richiede un percorso di anni di preparazione, quindi è lì che poi si forma la competenza, diciamo, del ricercatore esperto, un po' più senior come posso essere io, però poi questo viene nutrito da invece magari i giovani freschi con le loro idee, che è molto bello avere e guidare in laboratorio, che notano o vedono una cosa diversa, quindi diciamo è un'interazione, tra l'altro il laboratorio è un piccolo organismo molto interessante. Poi dopo parliamo anche di questo. Sì. Allora commentiamo, cioè io non so dove li vedo, qua è meglio perché li vedo più in grande. Ah no, li vedo bene anche qua. Sono 100 anni che faccio sto mestiere, ancora non capisco dove devo guardare queste cose. Allora, questi sono i dati che sono stati aggiornati al gennaio 2026 di quest'anno e che riguardano appunto quello che il Comitato regionale dell'AIRC ha realizzato. Abbiamo attualmente 19 progetti di ricerca, quindi attivi sul territorio, e qui parliamo di Friuli Venezia Giulia e 3 borse di studio. Come dicevo prima, andranno ad erogare nell'anno 2026 quasi 2 milioni e mezzo di euro per i quelle erogazioni sono solo per il Friuli, solo per il 2026. Esatto. Ovviamente questi sono donatori attivi che includono anche tutti quelli che donano durante gli eventi o le aziende che naturalmente scelgono di gestire una parte del loro patrimonio per fare delle donazioni e quindi questo ci permette sicuramente oggi di avere, abbiamo un sacco di ricercatori che ci danno l'opportunità di attivare tutti questi progetti di ricerca e in questo caso di finanziare. Allora, dottoressa Tosolini, c'è anche questo da dire, no? Parlando proprio anche dei donatori attivi, eccetera, e anche di chi magari si avvicina anche per la prima volta, molto spesso ci sono delle iniziative, magari anche sportive, eccetera, che, come dire, aiutano anche, no? E in qualche modo anche sensibilizzano chi vi prende parte. Penso per esempio a gare sportive dove appunto c'è uno spazio dedicato anche a realtà come la vostra. Beh, assolutamente sì, tra l'altro su Trieste ma anche con Udine abbiamo fatto diverse manifestazioni con Pallacanestro Trieste e l'Appu per quanto riguarda Udine, tutte manifestazioni sportive che poi ci aiutano a divulgare la sensibilità dei donatori. Quanto è utile come dire, divulgare questo tipo, far passare, mettiamola così, che poi non è un bel verbo, ma comunque far passare questo tipo di messaggi in una situazione, diciamo così, decisamente più disimpegnata, insomma, no? Nel senso, un conto è una trasmissione come questa, però vuol dire in una gara sportiva, in un appuntamento anche di spettacolo, eccetera. Il messaggio passa
in un altro modo probabilmente. Sì, diciamo che AIRC non fa solo ricerca, no? Quindi noi sosteniamo anche la prevenzione e l'informazione, perché è molto importante per riuscire per tempo eventualmente a scoprire problematiche quali potrebbero essere il cancro o altro. Per cui in questo caso l'informazione è fondamentale in tutti i settori. E sicuramente i settori che ci aiutano di più sono quelli dove magari le persone, appunto essendo in una situazione meno stressante, sono più attente all'ascolto e anche più disponibili poi a dare un piccolo contributo. Faccio ancora una domanda in questo senso, ed è un po', insomma, parte da come dire, da un ragionamento che noi italiani non facciamo molto volentieri per certi aspetti, però bisogna anche farlo, nel senso che una volta io mi ricordo che insomma, anche sul piccolo, per esempio, c'era la parte delle elargizioni sul giornale che era, chissà perché, anche morbosamente abbastanza seguita, no? Cioè, andiamo a leggere le elargizioni, eccetera. Adesso credo che non ci sia più questo tipo di attenzione, anche, ripeto, un po' particolare. Ma però immagino che vi siano sempre vi è anche questo tipo di contributo che viene dato a realtà come la vostra, cioè si continua a farlo. Assolutamente sì, si continua a farlo. Io poi rappresento anche altre fondazioni e devo dire che sì, ci sono anche tanti lasciti, anche ecco. Comunque chi devolve interi stabili o case, lasciano anche attraverso i notai quindi c'è questa diverse elargizioni, esatto, che sicuramente fanno parte, diciamo, di quello che viene raccolto all'interno di un anno e di una fondazione. Allora invece, dottoressa, torniamo alla dottoressa Benvenuti. Che cos'è appunto il lavoro, lei vi aveva accennato prima, il lavoro di un team di ricercatori? Perché noi anche là ci concentriamo magari su chi ne è a capo, perché di solito con lui parliamo, però appunto il lavoro viene diviso sulla base delle caratteristiche scientifiche come funziona da quel punto di vista? Dipende molto anche dalle dimensioni del laboratorio di ricerca. Nel mio caso io posso raccontare l'esperienza di un laboratorio che è sempre stato abbastanza ridotto in termini numerici, cioè con un massimo di 8-10 persone. E in genere c'è sempre una specie di piramide, diciamo, no? Che comincia dai tirocinanti che stanno terminando il loro percorso di studi all'università, spesso sono dei biologi, qualche volta dei medici, che vengono a iniziare a imparare il processo della ricerca scientifica. Poi i più meritevoli, se appunto ci sono i finanziamenti disponibili, entrano in un percorso di dottorato, e questo è un percorso che dura 3, 4, 5 anni. E fino poi, il passaggio successivo sono i cosiddetti postdoc, cioè sono, diciamo, ormai degli scienziati con una formazione alle spalle, e questo è proprio il passaggio prima di diventare, a chi poi interessa, dei ricercatori indipendenti. Quindi all'interno di questa struttura i compiti vengono chiaramente gestiti a cascata, dai più complessi ai meno complessi, ma il lavoro di team è fondamentale, nel senso che noi ci riuniamo in continuazione, ci riuniamo a 2 a 3, a gruppo intero, si discute, si legge la letteratura, i nuovi lavori scientifici, si programmano gli esperimenti, si discutono i risultati, quindi è un lavoro di formazione, perché AIRC comunque tiene anche molto alla formazione dei giovani ricercatori, ha proprio dei programmi speciali per formare i nuovi ricercatori in oncologia, nel mio caso in immunologia dei tumori, e quindi il nostro poi lavoro diventa anche la formazione della prossima generazione, perché di nuovo bisogna ricordarsi che i progressi che noi abbiamo fatto negli ultimi 50-60 anni dalla nascita di AIRC, e la ragione per cui oggi la diagnosi di cancro non è più una condanna
Certo, è una cosa seria, ma sappiamo che un numero alto di pazienti guarisce è grazie alla ricerca scientifica, è grazie a quello che la ricerca scientifica ha potuto portare, contribuire, scoprire nello sviluppo dei nuovi farmaci, nuovi tipi di terapie. Quindi, di nuovo, non è la domanda che lei mi ha fatto, ma in questo contesto lo devo dire, la piccola donazione di chiunque conta, ed è quella che ha permesso di arrivare dove siamo oggi e chissà dove potremmo essere, anzi lo sappiamo, vediamo un futuro positivo, perché stiamo comprendendo sempre di più i meccanismi intimi, diciamo, di questa malattia e aumentando la possibilità di, da un lato, prevenire e dall'altro fare diagnosi precoce e curare e affrontarla in maniera sempre più risolutiva. Mi rendo conto che non è tanto domanda da porre a lei, ma gliela faccio ugualmente perché può servire comunque anche come ragionamento. La Regione sappiamo che ha una serie di screening, insomma un programma, una serie di screening che il numero di adesioni fortunatamente sta crescendo, c'è stato poi insomma durante il periodo pandemico si è un po' interrotto tutto quanto, ma adesso insomma sta riprendendo con una certa, insomma, da quanto mi hanno raccontato i risultati sono apprezzabili. Bisogna approfittare di queste opportunità, no? Perché certo, assolutamente. Non costa niente, però è importantissimo poi, se non altro, saper sentirsi dire, diceva Woody Allen, diceva una delle cose più belle che un uomo, una persona possa sentirsi dire non è ti voglio bene ma è benigno. Io aggiungo per esperienza, e così non fosse, anche sentirsi dire l'abbiamo preso in tempo è qualcosa insomma, bisogna approfittare di queste opportunità. Certo, e questo diciamo rientra sia nel lavoro che AIRC fa, cioè spesso non ci si avvicina allo screening per paura, non per negligenza. Sì. Quindi di nuovo AIRC con tutta la sua campagna di informazione fa sì che il tabù che ha rappresentato la parola cancro, soprattutto è stata l'idea che proprio i ricercatori che negli anni 70 hanno avuto l'idea di fondare AIRC, è stata proprio questa: rompiamo questo tabù, è una malattia di cui bisogna parlare, che bisogna conoscere e avere questi strumenti a disposizione che via via si raffinano sempre di più, perché io non mi occupo di questo, ma la ricerca si occupa anche di trovare metodiche di diagnosi sempre più fini e che permettono di veramente scoprire a stadi molto precoci e quindi intervenire in maniera più efficace. E quindi siamo fortunati perché poi la nostra regione permette davvero di accedere agli screening facilmente. Tanto per citare qualcuno, il tumore al seno, che è il tumore più frequente nella popolazione femminile, oggi registra un tasso di sopravvivenza dell'89,5%, e invece più complesse poi rimangono le situazioni di altri tumori, tipo quello dell'ovaio, ma che comunque grazie alla ricerca stanno cercando di arrivare al tasso di sopravvivenza più alto possibile. Continuando. Per l'uomo sia sempre la prostata, se non mi sbaglio, perché anche in FIDA o come malattia, perché non ci sono sintomi. Esistono dei marcatori che possono essere misurati. Quindi invece, dottoressa Tosolini, un tempo, adesso magari è differente, però anni fa faceva molto, come dire, insomma, si partecipava molto, mettiamola così, quando una persona di una certa notorietà rivelava di soffrire appunto di un tumore. Io ricordo, perché poi lo raccontava anche in maniera anche divertente, perché bisogna dire quando... c'è stato ultimamente a Sanremo di 2 anni fa la Bianca Balti, sì, no? Ma io ricordo quando Raimondo Vianello raccontava, e lì... Sì, andiamo un po' più indietro. Però lì addirittura si sorrideva della cosa, però come dire, muove ancora di più non è corretto, però voglio dire, fa un certo effetto, no? Quando si sa che
questa malattia colpisce, non guarda in faccia a nessuno, ecco, insomma, no? Beh, quello che diceva la dottoressa prima, appunto, quello di sdoganare la parola cancro e di avvicinare le persone alla prevenzione, io credo che sia uno anche dei doveri di queste persone che sono più esposte a livello mediatico e che possono influenzare in maniera ancora più evidente le persone. E questo, per fortuna, io dico, ci sono e credo facciano un ottimo lavoro. Almeno questo veniva riportato, parlava di Raimondo Vianello, però oggi ce n'è tantissime e soprattutto persone che si salvano. Parlo di Fedez, che ha avuto per esempio il tumore al pancreas, aveva un tumore particolare, ma ci sono anche dei tumori da cui oggi sappiamo che non è possibile sopravvivere, e quindi sempre di più è importante che queste, diciamo, figure note raccontino la loro storia e sensibilizzino le persone a fare prevenzione e diagnosi. La sua ricerca, dottoressa, ha a che fare in qualche modo con quel tipo di medicina che, insomma, si chiama medicina sartoriale, cioè nell'andare a scovare quel tipo di problema in quella persona e quindi arrivare, diciamo così, ad una cura specifica per quella persona. Fa parte di questo modo di affrontare la problematica? E la medicina, diciamo, personalizzata o detta di precisione, in parte sì, perché io, come ho accennato prima, mi occupo di sistema immunitario e tumori, quindi ci sono delle caratteristiche anche nel sistema immunitario di ognuno di noi che reagisce in maniera differente rispetto anche a un tipo di tumore simile, quindi questo concetto della specificità del tumore e della specificità della risposta in ciascun individuo esiste, viene studiato per capirne i meccanismi, ci sono delle terapie attualmente utilizzate nella clinica precise, paziente specifico. Al tempo stesso questi trattamenti sono poco sostenibili dal punto di vista economico, quindi in questo momento, cioè 2026, la ricerca si muove piuttosto verso fronti, cioè la ricerca di meccanismi universali, perché poi di fatto cioè dall'universale si scende al particolare, insomma. Diciamo, un trattamento che possa lavorare sul maggior numero di pazienti è più sostenibile per un sistema sanitario di qualunque paese che non il trattamento mirato paziente specifico. Esistono, sono una nicchia nella panorama dei trattamenti possibili, non sono applicabili su larga scala, quindi si lavora sempre sui due fronti. Da un lato sì, si possono cercare degli strumenti terapeutici sempre più personalizzati, al tempo stesso affiancati a delle metodologie più universali e generalizzabili, diciamo. Ho capito. Allora, ricordiamo dunque che il giorno 10 in quante piazze nel Friuli Venezia Giulia? 69 piazze. 69 piazze del Friuli Venezia Giulia si può acquistare, in occasione della festa della mamma, l'azalea della salute, mi sembra che si chiami. Sì, è acquistabile anche su Amazon, sì, oltretutto. Questo lo confermo. Esatto. Che a volte. Quindi anche diciamo che si allarga lo spettro delle possibili. È stata una bellissima iniziativa. Quando l'ho scoperto ho detto guarda che bravi. Sì. Toglie il bello di magari scendere in piazza e fare una chiacchiera con i volontari ai banchetti, che sono in genere i ragazzi che lavorano nei laboratori, quindi ecco, quello è comunque un elemento, insomma, per condividere anche con loro, no? Però se uno proprio non ce la fa, se c'è anche questa possibilità, perché non questo sfruttarlo, davvero, ecco, magari sì, per far arrivare il pensiero alle mamme che sono lontane, e quindi esatto, anche via Amazon riusciamo ovviamente a far arrivare non il ci messaggio. sono scuse, dai, diciamo che non ci sono scuse. O anche a una nonna o anche insomma, comunque. Ok, allora io ringrazio la dottoressa Lisa Tosolini, che è consigliera del comitato AIRC del Friuli Venezia Giulia, e la dottoressa Federica Benvenuti, ricercatrice, ma soprattutto direttrice. Direttrice non importa, ricercatrice. Ricercatrice, vabbè, comunque, insomma, che lavora a immunologia cellulare all'ICGB.
Grazie davvero, buon Grazie, lavoro. grazie a voi. E adesso noi andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, parliamo di musica, ma insomma, per certi aspetti parliamo sempre di solidarietà. Siamo in compagnia di, alla mia destra, Aglaia Merkel Bertoldi, che è dell'Associazione Culturale Caleidoscopio Musicale. Noi l'avevamo già ospitata, cos'era? A marzo penso, sì. A marzo, no, un po' prima. Forse prima? Febbraio? Un pochettino, sì, un pochettino Okay. prima. Parlando di un CD, Un video, abbiamo, sì, un abbiamo CD. visto anche un video, Un videoclip. fra l'altro molto divertente, Sì. per dire la verità. E ci eravamo dati un appuntamento per parlare di questa serie di concerti, una rassegna corale, il cui ricavato andrà a beneficio del QAM, e l'altra nostra ospite, che è Francesca Bertoldi, è invece volontaria del QAM, quindi grazie per essere venuta nei nostri studi. Prima di parlare dei concerti eccetera, parliamo però un attimo del QAM, cioè spieghiamo di che cosa si tratta e anche che cosa significa l'acronimo. Certo, allora il QAM è la principale organizzazione italiana che si occupa di sostegno e tutela della salute in Africa. Lavora in una decina di paesi dell'Africa subsahariana, scegliendo di andare a sostegno delle comunità più fragili, e con una dedizione particolare, con un'attenzione focalizzata alle mamme e ai bambini, quindi all'area materno-infantile, quindi ai più fragili dei più fragili, se vogliamo dire. Con attenzione al periodo di gravidanza e ai primi anni di vita del bambino, riconosciuti come i momenti assolutamente più delicati, insomma, nella popolazione. E il QAM nasce a Padova, l'acronimo significa Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, e nasceva con questa dicitura, e ponendosi appunto come organizzazione che desiderava mandare in Africa personale inizialmente sanitario, poi chiaramente con l'ingrandirsi dell'organizzazione è stato necessario un investimento e un capitale umano anche di professionalità complesse e molto diverse, per andare a lavorare insieme ai paesi africani. Infatti l'acronimo QAM è stato associato in tempi più recenti alla dicitura Medici con l'Africa, e il QAM è molto affezionato in particolare a questa piccola parolina con, che racchiude proprio il suo ideale di lavoro, quindi andare a lavorare non per l'Africa, non in Africa, ma con, a fianco alle popolazioni e ai paesi che hanno necessità di un aiuto per rafforzare e rinnovare il proprio sistema sanitario. Quindi non esclusivamente per quanto riguarda questioni che hanno a che fare con la maternità eccetera, ma in generale, diciamo così. Generale, come supporto a ospedali locali, come formazione di personale sul posto, e con un'attenzione sicuramente verso le mamme e i bambini per i motivi. Da quanto tempo esiste? Forse l'ha detto, ma dal 1950. Accidenti! Quindi abbastanza presto fa 76, sono 76 anni, sì, presto farà 80. L'anno scorso abbiamo festeggiato una bella ricorrenza. Immagino poi che le problematiche siano notevoli, no? Perché oltre alla situazione, o quantomeno riformulo la domanda, come viene vista poi questa cioè c'è corrispondenza da parte delle popolazioni africane o anche da parte della sanità dei paesi dove andate, cioè accolgono volentieri questo tipo di cose? Come funziona da quel punto di vista? Perché sorride? Sorride perché è un punto molto interessante, insomma, anche con delle sue criticità ovviamente, e in generale per il mondo della cooperazione internazionale. Diciamo che l'approccio del QAM, che è stato uno dei motivi per cui ho scelto di partire con loro, è
è un approccio delicato in un certo senso, in punta di piedi, in cui appunto si tenta di dare un aiuto che sia affiancato a una realtà locale già esistente. È possibile che in alcuni paesi ci siano state delle resistenze iniziali, insomma delle malfidenze anche iniziali, però il QAM è un'organizzazione che lavora sul lungo termine, quindi punta a creare tanti ponti, tante relazioni di fiducia, a formare appunto anche delle classi dei professionisti, insomma locali, con l'obiettivo finale sempre di permettere a un paese di rialzarsi sulle sue gambe e di continuare a camminare con il proprio sistema. Quindi credo che questo obiettivo alla fin fine sia quello che negli anni poi emerge e anche i paesi capiscono. Poi dopo continuiamo a parlare. Allora, invece voi come Caleidoscopio, come avete conosciuto il QAM, come avete pensato poi anche a questo doppio appuntamento? Uno a Trieste e uno a Venzone, poi dopo daremo anche le date. Sì. E allora l'associazione ha 3 cori, un coro di voci bianche, un coro giovanile e un gruppo vocale intermedio, quindi di adolescenti, diciamo. Il coro giovanile è nato nel 2009, il coro di voci bianche nel 2013 e il gruppo vocale poi più tardi. Nel 2014 abbiamo pensato così con questi 2 cori di organizzare un concerto per la pace, l'abbiamo chiamato, ecco, una rassegna corale a cui abbiamo invitato dei cori esterni e abbiamo pensato appunto di organizzare questo concerto qui in città a Trieste, di invitare un'associazione o una ONG, ecco, avevamo varie idee a cui devolvere poi eventuali offerte che raccoglievamo durante la serata, ecco. E tramite, come funziona in questi casi, l'amico dell'amico, siamo approdati, ecco, al QAM e ci siamo innamorati di questa realtà proprio come associazione e quindi abbiamo consolidato poi questa collaborazione. Infatti siamo ormai alla 12ª edizione della rassegna. Quindi praticamente una ogni anno? Ogni anno facciamo, esatto, questa rassegna in primavera, quindi tra aprile e maggio di solito, e da qualche anno ne abbiamo aggiunta una per Natale, quindi abbiamo Cantiamo la pace, che è la rassegna, quella primaverile, e poi Natale con l'Africa, quella a dicembre, insomma, ecco il concerto di Natale. Gli appuntamenti adesso sono 2, uno è il 16 di maggio, quindi non questo sabato, ma il prossimo a Venzone, e poi il 23 sarete a Trieste alle 20:30 nella chiesa di Santa Caterina per questo concerto. Quale sarà il repertorio? Non c'è Over the Rainbow? No. Amen. Io detesto Over the Rainbow. Addirittura. Sì, proprio non ne posso più. E il repertorio, diciamo che sarà una sorpresa, magari, ecco, se vorrete venire a sentirci. È anche giusto tenerlo nascosto. È molto vario, nel senso che ovviamente avendo 3 compagini con differenti età, dai 4 anni ai 35 si arriva, quindi ovviamente il repertorio è chiaramente E quindi saranno tutte le sono compagini? Tutti e 3 i cori, ognuno canta ovviamente per una parte del concerto, hanno un 5-6 brani ogni coro e poi ovviamente ci sarà il brano finale a cori uniti, ecco. È successo altre volte, in altre occasioni, di avere dei cori ospiti, quest'anno non abbiamo, però abbiamo scelto, come ricordava che il 16 abbiamo questo concerto a Venzone, quest'anno per la prima volta ci spostiamo e facciamo questo doppio appuntamento e usciamo dalla provincia e portiamo questo progetto, quindi questa collaborazione, diciamo, tra l'associazione e il QAM in provincia di Udine. Allora, torniamo a parlare del QAM. In quali paesi operate, insomma? Il QAM lavora adesso in 10 paesi dell'Africa subsahariana e diciamo che l'impegno è andato cambiando nel tempo e non sono sempre stati gli stessi paesi, Okay. ma appunto sono stati scelti nell'arco degli anni, dei decenni a questo punto, e dei paesi con delle caratteristiche, delle esigenze particolari. Alcuni sono stati anche lasciati andare, Sì, perché abbandonare non è il termine giusto, perché appunto si è riuscito a raggiungere, insomma, Quegli obiettivi dei livelli che si- e sì, degli obiettivi soddisfacenti, per cui è stato ritenuto di non dover intromettersi in qualche modo Sì, più cioè, nella fatta la storia cosa, di questi paesi. Sì, sì, quindi sì. sono dei paesi che un pochino
si sono modificati nel tempo. Attualmente sono appunto questi 9 paesi, tra cui Sud Sudan, Angola, Mozambico, Uganda. Ho capito. E lei ci è andata, desumo? Sì. Allora, qual è la, come posso dire, quando si decide uno decide di intraprendere questa strada, immagino poi che quando arriva sul posto, come dire, si trova una realtà che in qualche modo si immaginava, però si trova probabilmente una realtà anche, come dire, nello stesso tempo differente da quella che si immaginava. È così, oppure è stato così per lei, oppure invece ha trovato, diciamo, se non la situazione che si immaginava, comunque, diciamo, non è stata, mettiamola così, particolarmente sconvolta? No, Se ha senso come stato domanda. Così, sì, no, confermo. E allora il QAM è stato d'aiuto in questo, è stato supportivo in questo senso come organizzazione, nel senso che io sono partita in 2 occasioni. Io sono medico, lavoro in pronto soccorso come medico d'urgenza. Ho avuto Qua a Trieste? A Palmanova. A Palmanova, ok. Adesso a Palmanova. Ho avuto la possibilità di partire durante il corso di laurea, quindi 10 anni fa a questo punto, e per un progetto più breve della durata di 1 mese, e poi durante il mio corso di studi di specialità per un progetto di 7 mesi rivolto agli specializzandi, e un progetto formativo, insomma, inserito nella mia rete formativa dei miei anni di specialità. E in questo senso ho avuto un approccio graduale all'Africa, o in generale all'Africa è un po' un termine grosso, comunque ai paesi africani che ho visitato, dove sono stata, e sicuramente questo è stato d'aiuto. In più sono stata nella prima occasione in Tanzania, che è un paese africano, ma sicuramente tra i più stabili, se vogliamo dire. Ah già, perché poi c'è anche da tenere in considerazione, sì, che in alcuni di questi paesi... Che sì. Dire Africa è dire tante cose, sì, insomma, certo, quindi la seconda esperienza è stata invece in Sud Sudan, che è uno tra i paesi più giovani del mondo, insomma, indipendente da poco, e decisamente meno stabile, decisamente più rigido come realtà. Però sono stata contenta di esserci arrivata in un secondo momento, e il QAM in entrambe le occasioni offre agli studenti una formazione e una preparazione che non è banale, non si trova in tutti i gruppi, insomma, e che permette di arrivare per quanto possibile un attimino preparati al contesto in cui si va a operare. Ho capito. Lei ci tornerà? O... Mi piacerebbe molto. Allora, poi alterniamo. Dunque, invece per quanto riguarda il caleidoscopio musicale, è importante, no? Anche, forse una domanda magari per entrambe, quando una realtà si in qualche modo mette a disposizione il proprio talento, insomma, per dare una mano. Ma io e chi collabora con me, insomma, abbiamo pensato questo perché il nostro primo compito è sicuramente far crescere i bambini e i ragazzi dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal punto di vista umano, quindi è giusto studiare, impegnarsi nella musica, ovviamente, per raggiungere degli ottimi risultati. Però è più bello se si può mettere tutto ciò a servizio di un progetto più grande, un progetto importante, ecco, che possa aiutare le persone, quindi mettere l'arte comunque al servizio di qualcosa è molto bello e molto importante, è ciò che vogliamo insegnare ai bambini dell'associazione. Ecco. Il repertorio del concerto, non voglio addentrarmi perché giustamente, però a me interessano molto queste cose. È un repertorio, come posso dire, standard, oppure avete tenuto conto anche diciamo così, di questo aspetto delle serate? Cioè...
cerchiamo sempre di inserire qualche brano che abbia a che fare o con la pace o con l'Africa, in questo caso, o con temi comunque sia appunto di importanza universale, direi, quindi se non è la pace sarà comunque l'amore o la fratellanza o la condivisione, o insomma, adesso abbiamo ad esempio una canzone contro il bullismo, i bambini canteranno questa canzone, quindi comunque sia brani, soprattutto per i bambini più piccoli, che contengano dei valori di un certo spessore. Lei dirige tutti e 3 i cori. Sì, sì. Qual è la difficoltà nel dirigere ognuno e qual è poi anche invece, diciamo, la parte più bella e la parte stimolante nel dirigere? Immagino che i bambini insomma, possono comportare delle problematiche, ma anche può essere forse più divertente, immagino. Sì, non so. sì, sì. No, la problematica può essere che sono talmente pieni di impegni questi bambini oggi che arrivano stanchi, facciamo prove il venerdì alle 18 e quindi ovviamente arrivano un po' stanchi, ecco. Però a parte questo no, secondo me se c'è la passione le difficoltà si riducono notevolmente, ecco. Quindi no, ogni gruppo ovviamente ha le sue particolarità per forza, perché cioè, evidentemente dal punto di vista lavorare con bambini di 4 anni o con gli adulti di 30 ovviamente è molto diverso, sì. Chiaro, però ogni gruppo è bello e sì, insomma, dà soddisfazione. Danno soddisfazione a tutti quanti, è bello vederli anche crescere in realtà. Volevo chiedere questo, sì, anche appunto, avete un Caleidoscopio a un'età tale da aver visto dei passaggi dal coro dei più piccoli a quello degli adolescenti? Allora, Caleidoscopio come propriamente associazione no, è nato 3 anni fa, però okay. i cori sì, i cori sono nati appunto come dicevo nel 2009 il coro giovanile, nel 2013 il coro di Voci Bianche. Quindi sì, come no, io ho coristi che sono in coro da 10-12 anni, quindi li ho presi che ne avevano 4 e adesso ne hanno 16 o 17, quindi... So che è una domanda che non ha un grande senso, ma insomma bisogna fare anche le domande che non hanno senso. C'è un'età in cui cambia la voce? Oppure forse potrebbe essere ancora più diabolica come domanda e per certi aspetti ancora più inutile. C'è un'età dopo la quale la voce non cambia più? Allora, per quello che riguarda logicamente la voce in un coro, ecco, insomma. Certo, cambia 2 volte, forse Francesca sa spiegarlo meglio di me, però cambia 2 volte sia per i maschi che per le femmine, però per i maschi naturalmente si nota di più perché c'è questo cambio della voce, diciamo attorno ai 14 anni, 15 anni, dipende un po' ovviamente dalla crescita, e poi un altro cambio però non così evidente come il primo, verso, non lo so, i 70 anni probabilmente, circa, e anche per le donne, i 70 anni più o meno, ci sarà un secondo cambio ma molto meno evidente, ecco. E per le donne è lo stesso, però dal momento che gli uomini o i bambini, insomma maschi, passano all'ottava inferiore si nota, mentre le ragazze semplicemente si abbassa la voce di qualche tono, per cui in realtà sì, forse se uno è abituato a cantare tanto si accorge, no? Però in generale no. Ma quando, detta da uno che domanda posta da uno che è stonato, quando uno cambia la voce, cioè non è che corre il rischio di diventare stonato se prima non lo era, non c'entra niente? No, questo no, può essere che per qualche periodo abbia difficoltà a intonare perché in alcuni il passaggio da una voce bianca alla voce matura è questione di qualche ora, mentre per altri può essere questione di mesi, quindi in effetti magari in quei mesi si fa fatica a intonare perché la voce non si riesce a controllarla, ecco, per quanto riguarda gli uomini però. Le donne è più graduale? Sì, perché come dicevo è un cambiamento veramente relativo. Quindi... Ma è vera, cioè, può essere vera quella storia che raccontava Alberto Sordi, insomma, può essere anche un po' inventata, che di colpo una mattina si è svegliato, essendo lui stato una voce bianca fra l'altro, di colpo la mattina si è svegliato con una voce da basso, può essere che succedano delle cose del genere? Sì, ricordo una delle mie insegnanti di un corso di laurea che ho frequentato in Austria, cantante, che raccontava del figlio
e una sera erano con la famiglia sul divano a guardare la televisione, all'improvviso il figlio commenta quello che vedevano alla televisione con una voce diversa da quella di 10 minuti prima, quindi anomala. Per fortuna che era, io chiamavo l'esorcista a quel punto se succede una cosa del genere. Ah, quindi sono cose... Sì. E voi vi accorgete di più di questo oppure sono dei cambiamenti evidenti? Io non avendo figli, quindi non riesco a capire, ma per esempio una persona come lei che di professione proprio ha a che fare con queste cose, sì. Capisce subito? Io ho dovuto spostare per esempio un corista 2 anni fa, un ragazzo di seconda media, seconda media, l'ho dovuto spostare da un coro al successivo a aprile, quindi 3 settimane prima dei concerti, perché aveva cambiato voce, non poteva più cantare con le voci bianche, ho dovuto spostarlo. Questo deve essere anche affascinante, da un giorno però, all'altro, poverino. Sì. Impegnativo ma affascinante. Insomma, sì. Ci sono anche ragazze, no, nei cori, sì, abbiamo visto anche nel video che era pieno anche di ragazze. Ma lei sa anche di fonetica e queste cose qua? No, pensavo... No, non mi occupo strettamente di quello, insomma, come nel percorso di medicina. Ho capito, no, pensavo che no, c'è un nome anche dei medici foniatra, no? Mi sembra che sia quelli che... Io conoscevo anche il dottor Marco Podda, che è anche... È direttore di coro. È direttore di coro, ma pare che è medico, no? Sì, non anche sbaglio. medico. Giusto, così anche appunto lavora sulle voci. Senta, dottoressa Bertoldi, ma questo appunto non indica automaticamente una delle due, visto che avete lo stesso cognome pur non essendo parenti. Cosa volevo dire? Quando appunto si lavora nelle situazioni in cui il QAM lavora in Africa, no? E come lei ha detto ci sono delle nazioni più stabili e ci sono invece delle nazioni meno stabili, più giovani anche, eccetera. L'instabilità politica si traduce anche in un'instabilità sociale e quindi colpisce, diciamo così, anche l'apparato della sanità di quei paesi oppure non tanto, oppure no, ma vedo che fa di sì, per cui... Sì, questo è molto vero in quasi qualsiasi contesto, mi verrebbe da dire. C'è sicuramente una stabilità sociale, chiamiamola, e politica, che va di pari passo con una sensibilità, diciamo, sanitaria e alla tutela della salute e con il regolare funzionamento di tutte le strutture pubbliche e private indifferentemente, ma anche delle infrastrutture, dei collegamenti all'interno del paese, no? E anche della volontà delle persone di raggiungere queste strutture sanitarie, no? E nei contesti più difficili il QAM va a cercare, diciamo, le persone che sono più lontane dai centri di salute e dai presidi ospedalieri. Si dice che il QAM lavora nell'ultimo miglio perché va a trovare quelle persone che altrimenti in ospedale non avrebbero possibilità di arrivare. Ci sono dei numeri che sono molto impressionanti per quanto riguarda il Sud Sudan, che è una realtà che conosco un po' di più. Si parla di un ospedale di 300 km come distanze, se la pensiamo paragonata alle nostre realtà, non so, in Mozambico un medico ogni 50.000 abitanti, 50.000. Eppure nelle nostre situazioni italiane, intendo, di difficoltà, di medicina del territorio, di medici di base oberati e quant'altro, robe proprie, binario, insomma, quindi sì, sicuramente la politica... Quindi non è escluso che magari alcuni progetti che il QAM ha in alcuni paesi possano poi magari dover cambiare in corso d'opera qualora, adesso detta così, cambi il regime. Ma certo, quella è un'attenzione che in generale nella cooperazione internazionale questo è un discorso che c'è sempre. All'occhio, insomma, deve essere sempre sott'occhio, perché chiaramente ci si muove all'interno di una mappa
Sì, che può cambiare, cambia se non in da un maniera momento anche all'altro, ma molto, che insomma molto repentina, può sì. cambiare. Sì, sì, quindi questo rende il lavoro del QAM ancora più, come dire, ancora più necessario ed interessante. Allora, abbiamo tempo soltanto per intanto chiedere d'estate cosa fate? D'estate ci riposiamo Ah, e sì? andiamo al Ah, mare. ok. Boh. L'anno scorso abbiamo avuto la Perché il mare possibilità. fa bene alla gola. Ok. Fa bene Fa agli bene a animi, se tutto. non altro. Sì. Sì. L'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Mittelfest con il coro di Voci Bianche a Cividale. Ecco, però a parte qualche appunto particolare invito, in genere luglio e agosto ci fermiamo. Sì, vi fermate. Allora ricordatevi questi due appuntamenti con il coro dell'Associazione Culturale Caleidoscopio Musicale, che si terranno uno il 16 di maggio a Venzone, quello triestino invece è il 23 di maggio, un sabato, alle 20:30 nella chiesa di Santa Caterina, che sta su in via dei Mille. Questi concerti serviranno anche poi per contribuire a dare una mano al QAM per questa attività che vi abbiamo raccontato e che insomma è un'attività veramente davvero importante. Io ringrazio Aglaia Merkel Bertoldi e Francesca Bertoldi per essere state le nostre ospiti. Buon lavoro ad entrambe, a lei 2 volte, sia per quel che riguarda il QAM ma anche per quel che riguarda il suo lavoro di medico. Grazie. A lei 3 volte perché se ha 3 cori, Certo. così sono uscito anche da quella che poteva sembrare una gaffa. Ci vediamo domani come sempre alle 17:55.